Una fuga in pieno giorno, rocambolesca e pericolosa a bordo di una vettura potente, inseguito dalle pattuglie dei carabinieri. La scena da film d'azione ha avuto come protagonista un 33enne di nazionalità straniera che stava transitando nel territorio di Caltrano alla guida di un Audi A3. Mercoledì mattina, intorno alle 8, alla vista di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Tiene, impegnati in un controllo alla circolazione stradale, non ha obbedito all'alt imposto dai militari. È iniziata così la sua fuga a forte velocità lungo diverse arterie stradali della zona, mettendo in grave pericolo l'incolumità sia dei carabinieri al suo inseguimento, sia degli altri utenti della strada. Solo dopo una decina di chilometri il 33enne si è fermato in una piazzola di via Lago di Garda ai margini della zona industriale di Schio, dove nel frattempo erano arrivati anche altri equipaggi della compagnia dei carabinieri. In seguito ai primi accertamenti l'uomo risultava sprovvisto di patente di guida che risultava revocata. L'autovettura utilizzata per la fuga, intestata alla sua convivente, è stata quindi sottoposta a fermo amministrativo. Nei confronti del conducente, che è stato portato nelle camere di sicurezza della tenenza di Due Ville, è scattato l'arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.